Siamo con Dente che il 24 febbraio sarà a Taranto per un concerto particolare perché torna con L'amore non è bello, che viene ristampato in vinile dopo tanto tempo. Dopo 14 anni che effetto fa riportare in giro quelle canzoni? Ma allora, per alcune canzoni che ho sempre portato poi in giro in tutti questi anni, c'è un effetto diverso da altre che invece non facevo da tantissimo tempo. Quelle che non faccio da tanto tempo, che facevo allora, ovviamente mi fa un'impressione abbastanza diversa. Sono sicuramente cambiate tante cose, quelle canzoni riprese in mano oggi mi emozionano ancora molto, devo dire, quindi ho ritrovato in quelle canzoni ancora quella potenza che ci trovavo quando le ho scritte, quando le cantavo, quando erano fresche, diciamo. Per esempio, ecco, quale? Ma non so, tipo Sempre uguale a mai, una canzone che non facevo più da un bel po' di tempo, e quella canzone comunque credo che non sia invecchiata male, ecco, almeno a me emoziona ancora molto e mi piace molto suonarla adesso. Che son delle bugie, come per sempre, che fondamentalmente uguale a mai. 2023 è stato anche l'anno di Hotel Souvenir, che è una sorta di dialogo con il Dente del passato. Lo rivedremo sul palco insieme all'Amore non è bello, non è una cosa casuale. Forse anche, insomma, questo guardarsi costantemente indietro e cercare di parlare con se stessi, col se stesso che non esiste più, forse mi ha anche spinto poi a pensare di fare inconsciamente, magari a pensare di rimettere in piedi questo tour e di ristampare questo disco, appunto, che ha 15 anni e che volevo festeggiare un po' bene dopo 15 anni, facendogli una bella ristampa su vinile, che insomma non veniva ristampato da tanto tempo. In più è una ristampa, diciamo, molto ghiotta, perché ha dentro è un doppio disco con tutti i provini che avevo fatto io a casa, e c'è anche una canzone inedita sempre di quel periodo, insomma ci sono tante foto inedite, insomma è una bellissima ristampa. Com'è cambiato Dente dall'Amore non è bello ad oggi, ad Hotel Souvenir? Ma per alcune cose tanto, per altre per niente. Credo un po' come tutti. Ci sono cose che non cambiano mai e cose invece che cambiano. Ovviamente si cambia tecnicamente nell'aspetto e in quello che succede al nostro perenne deterioramento, e alcune cose invece non cambiano mai, ecco. La cosa che non cambia mai, anche appunto riascoltandomi e risuonando queste canzoni, è sempre il motivo per cui scrivo, che non è cambiato. Quando scrivo sempre perché sento il bisogno di farlo, e non perché semplicemente devo scrivere delle canzoni, perché questo è il mio lavoro. E dal punto di vista musicale invece l'influenza di Battisti, di Anima Latina soprattutto, lo senti ancora? Beh, sì, sicuramente allora ne subivo di più l'influenza. Il fascino lo subisco ancora, forse l'influenza un po' meno. Non mi innamoro più, ti giuro, non mi innamoro, amore, giuro. Nell'annuncio della data del 24 si parla di una band speciale, cosa ci dobbiamo aspettare da questo concerto? È una band allargata, perché appunto c'è la band che mi ha accompagnato nel tour di Hotel Souvenir, più c'è un elemento in più che abbiamo aggiunto, che è un sassofono, e non solo, per tutte le parti di fiati, perché quel disco aveva tante parti di fiati, e quindi il concerto sarà diviso in due parti. Ci sarà una prima parte in cui faremo L'amore non è bello filato, cioè faremo tutta la scaletta proprio dell'Amore non è bello, tutto il disco dall'inizio alla fine, e poi una seconda parte invece con le altre canzoni, quelle che sono venute prima e dopo quel disco. Perfetto, grazie Dante, ci vediamo il 24. Grazie a te e a tutti quanti.